Prima si parlava di felicità collettiva. Credo ci sia una sola Costituzione al mondo che prevede la ricerca della felicità ed è quella statunitense, poi forse sono anche quelli che meno la ricercano, ma comunque almeno è prevista. La felicità collettiva è un qualcosa che deve essere, diciamo, insegnato ex novo o c'è già da qualche parte, perché anche facendo un ragionamento sulle associazioni esistenti, religiose, sociali, di vario tipo, la felicità collettiva mi sembra molto lontano. Se non c'è la felicità individuale si passa al massimo alla felicità del gruppo. E la felicità del gruppo, quello che ha portato l'Italia a essere quello che è adesso. Da ieri abbiamo una legge razzista, una nuova legge razziale come negli anni 30. Da ieri abbiamo di nuovo delle squadracce che cercano l'ordine e la disciplina, ammesso che sappiano cos'è l'ordine e la disciplina, e questo deriva dalla cura del gruppo, dalla cura che poi questo gruppo sia razziale, sia nazionale, sia religioso, sia linguistico, sia di pelle, sia di gusti nel vestire, di gusti nel mangiare, roba del genere, è abbastanza indifferente. Credo che anche le religioni facciano poco nella ricerca di una felicità collettiva, laddove per collettiva si intende davvero collettivo. Purtroppo sì, perché vi parlo sempre della colonizzazione dell'immaginario, e per far capire che cos'è la colonizzazione dell'immaginario uso sempre questo vecchio proverbio che dice che quando si ha un martello nella testa si vede tutti i problemi sotto forma di chiodi. E abbiamo nella testa un martello che è l'economia e vediamo, abbiamo economicizzato tutto e siamo diventati incapaci di concepire una vita fuori dall'economia, una vita, siamo diventati tossicodipendenti del consumismo e questo è terribile perché si sa che il tossicodipendente, il drogato, preferisce continuare a intossicarsi piuttosto che intraprendere la cura medicinale. Allora siamo di fronte a due difficoltà. I trafficanti di droga, che sono le imprese transnazionali e che loro fanno di tutto per impedire il cambiamento, sicuramente. Ma i drogati, noi, che preferiamo ancora andare a morire, perché siamo un po' come tutti più o meno penso hanno visto il bel film di Al Gore, Una verità scomoda. Lui prende la parabola della rana. È bella la parabola della rana. La rana, quando prende una pentola, si mette la rana nell'acqua fredda e poi si la ricalda lentamente. Allora, se si la mette nell'acqua calda immediatamente, lei immediatamente salta, va fuori, ma se si la mette nell'acqua calda, l'acqua fredda e che se la ricalda poco a poco, lei perde tutta volontà di reagire e quando diventa molto caldo non può più reagire e si lascia morire. Allora siamo come questa rana, poco a poco ci siamo lasciati intossicare, non abbiamo più il coraggio di recuperare che cosa? Ma la nostra autonomia, la nostra cittadinanza, il nostro diritto umano di vivere. Siamo diventati dei schiavi del sistema, schiavi del potere, schiavi dell'amministrazione, schiavi del modo di vivere. È per questo che dico che la crisi è un'opportunità, questa crisi che fa paura a tutti, perché la crisi può, se è abbastanza forte, creare un shock abbastanza. Allora, naturalmente, può creare
una forma di ripiegamento su se stesso, di volontà di mantenere a tutti i costi il modo di vivere, di non volere capire niente. Questa è la forma del razzismo, dell'ecofascismo, e c'è una minaccia forte, ma può anche, è una cosa che mi fa piacere, è che dalle conferenze nei movimenti della decrescita ci sono molti giovani, che i giovani sono il nostro futuro, e sembra che i giovani hanno capito meglio dei loro parenti la cosa in gioco. E un'altra cosa, perché tu hai parlato che la felicità, e allora la felicità è, questo è un po' una barzelletta, ma nella Costituzione di un paese hanno sostituito al PIL, prodotto interno lordo, il benessere e prodotto lordo, la felicità prodotta lordo, è il Bhutan, questo piccolo paese dell'Himalaya. Ma è interessante anche perché vogliono fare una politica, preservare l'ambiente, eccetera. Ma la cosa più importante, e penso per il futuro è ciò che si passa ora nell'America Latina, il ritorno degli indiani. Pensavamo che gli indiani avevano tutti uccisi, genocidati dai conquistadores, poi le pandemie, eccetera. E ora abbiamo un capo di Stato, Evo Morales, che è un indiano, un altro nell'Ecuador, e nell'Ecuador recentemente hanno fatto una nuova Costituzione dove hanno sostituito al benessere, al prodotto interno lordo, una parola quechua, che vuol dire buen vivir, vivere bene. Non si tratta di produrre all'infinito, si tratta l'obiettivo della società dell'Ecuador, ufficialmente ora scritto nella Costituzione, è vivere bene come era pensato da sempre dai Quechua, che hanno una forma di vita collettiva. Allora questo è molto importante, perché da ciò che ho letto si può leggere qualche cosa su carta, su questa esperienza, su scala di un paese intero è la realizzazione del progetto della decrescita.